Invisible Man. Amici di Scratch, benvenuti per questa puntata all'insegna delle categorie giovanili. Oggi parleremo della categoria giovanissimi che si è svolta proprio a Sandrigo, poi ci trasferiremo a Rossano Veneto per gli esordienti primo e secondo anno. Ricordiamoci sempre bene che questi sono il nostro salvadanaio, sono coloro che poi dopo un domani potremo scommettere su queste persone, su questi atleti e soprattutto poi cercheremo di analizzare anche le varie i vari ditta dell'ultimo momento dalla Federazione Ciclistica Italiana, alla quale si sono rivolte le società di non premiare più i ragazzini delle categorie G1 e G6. Abbiamo visto, e lo vedremo tra poco dalle immagini, che si sono anche sveltite i protocolli di premiazione per quanto riguarda queste categorie, rendendole un po' più brevi, quindi si sa che quando alla fine le gare sono finite la gente vuole tornarsene a casa con i loro pargoli e quindi hanno optato per la premiazione delle società, le prime 3 società. È una cosa che io trovo veramente buona e giusta anche per togliere stress a questi giovani rampolli. Ma soprattutto parleremo anche del Memorial Riccardo Brunello, il Memorial vero, quello che è voluto dalla famiglia, con l'organizzazione del Veloce Club Bassano 1892, un'altra bella novella, una tra le società più vecchie, più antiche, anzi più antiche d'Italia, un patrimonio veramente internazionale, dove da là sono nate tantissime cose. Io ricordo soltanto i mondiali, ma perché no, anche le varie 6 giorni, la pista l'ha resa grande il Veloce Club Bassano 1892, in quegli anni dove tutto è stato veramente miracoloso. Ne parleremo insieme al factotum, al deus ex machina della pista degli ultimi anni, mondiale nel 66-67. Abbiamo qua Cipriano Chemelo, grazie Cipriano per essere con noi. Sai che parlo volentieri di pista con te, perché tu sei la pista insieme oramai a pochi, Sergio Bianchetto, ma Beghetto un po' invece al di fuori, coloro che hanno tenuto il mazzo insomma in mano, siete stati un po' tu e Sergio Bianchetto. Tu credi alla pista più di ogni altra persona. Allora io la prima domanda che ti pongo è questa, dopo le varie polemiche che dicono quest'anno si poteva la seconda domenica non riservarla a tutti tranne che gli juniores, ma se non si parte dagli juniores dove andremo a finire? Ma vedi, qui sono diciamo 2 o 3 scuole di pensiero, no? Io così dal di fuori delle parti andiamo per gradi. Il discorso della pista, io l'ho scoperta per caso la pista, perché sono nato stradista e poi ho fatto la pista, ho visto l'Evans Sitor, eccetera. Adesso che sto continuando a lavorare sia su pista prettamente ma anche su strada, perché diciamo così le mie specialità sono state tutte e 2, ma ho continuato a crederci nella pista perché la pista ti insegna a correre, perché tu quando sei abituato a correre in pista la strada diventa un'autostrada, certo. Quindi il ragazzo è meno difficoltà che cada, anche se cade non si fa male come non avessi mai fatto la pista. C'è un'infinità di cose che la pista, il corridore, è la palestra, diciamo. E se mi permetti, credo che la pista ti dia quel background da poter essere concentrato al massimo sempre. Ti spiego. Tanti dicono, ma la pista sono 10 giri, o si fa l'omnium, o una corsa a punti, ma cosa vuoi che siano 60, 100 giri? Ma bisogna anche tener conto che in quei 10 giri c'è un tale stress di concentrazione che poi esportarlo nella strada è soltanto un beneficio. Mi viene in mente che in pista tu sei sempre devi essere molto concentrato su quello che fai, perché il gruppo è una volata perpetua, quindi devi essere molto attento alle dinamiche, allo spostamento, al punteggio, essere anche all'interno di una classifica, devi ragionare. Sotto sforzo devi avere tutto lucido, come fossi diciamo così, tranquillo. A 27 battiti cardiaci al minuto. E quindi diciamo 27, ma diciamo così, sì. Il corridore del pistare sembra facile. Io delle volte mi trovo a fare un scambio di idee con editori sportivi che hanno fatto solo la strada e pensano proprio così, tanto la pista fanno 10-20 giri, cosa vuoi che sia. Invece la pista è uno stress enorme, perché non c'è solo una specialità. Prima di tutto c'è specialità contro il tempo, che quelli lì sono logoranti al massimo.
poi c'è specialità di velocità, c'è un sacco di cose che tu, se non hai la testa a posto, io in gergo ciclista o chi mi sentono chiamo la centralina, certo. Se tu non resetti la centralina prima e metti a fuoco tutto, tu in pista il risultato non lo fai. Allora, abbiamo chiarito che l'aspetto della pista è fondamentale proprio perché ti dà quella possibilità, poi anche in strada, di poter attingere a quegli sforzi enormi psicofisici. Sì. Allora, un'altra domanda mi viene in mente. Allora, c'è la polemica della seconda settimana, non vogliamo far polemiche, io spero che la gente, anche gli atleti, possano anche andare in pista soprattutto. La polemica è andata perché 4 anni fa io mi sono battuto perché hanno abolito la terza domenica dei giovanissimi. Dopo 4 anni, diciamo così, invece di cominciare a abituare le categorie minori, vale a dire giovanili, giovanissimi ed esordienti, hanno fatto tutte le 4 categorie un blocco. Pertanto tutte le domeniche, allora, i junior sono categorie UCI e quindi casomai quando c'è, esempio, blocco della seconda domenica di questi 4 mesi, magari c'è una gara internazionale che fuori. Si può fare. Allora, vanno, non vanno, devono stare a casa. Ecco, io avrei cominciato per gradi. Come progetto è interessantissimo. Sono d'accordo. Come progetto, però se abbiamo continuato, federazione dico, se avete continuato questo progetto che è interessante, però non dobbiamo renderlo monco, in parole povere, a livello pista, come ci sono i criminali italiani, che non si può lavorare per programmare, oppure fino agli junior e poi muore tutto. Quindi qui c'è qualcosa che non va. Io non voglio fare polemiche. Però il CONI, per anche conto della federazione, dice non possono questi ragazzi fare 2 o 3 gare alla settimana. E io credo che questo sia vero, anche nei dilettanti. Ce ne accorgiamo che 2 o 3 gare sono tanti. Cominciamo a dire 600 km in una settimana di gara, è qualcosa che non va bene, Cipriano, questo io credo. Ma sicuramente, perché un corridore, a mio avviso, io sono stato un corridore mondiali, Olimpiadi, strada, eccetera, al massimo puoi fare 2 apici, alla grande. 3 apici difficilmente lo fa, 3 picchi su un anno. E correndo troppo così non riesco neanche a fare 2 apici. Esatto. Perché i cedimenti si devono fermare, devono programmare, eccetera. Oggi si continuano a correre. E quindi a un certo punto non sai quando viene la condizione, quando va via, tutte queste cose qui. Adesso noi abbiamo la gara di Sandrigo. Diamo un messaggio positivo ai genitori che siano più sollevati, che le premiazioni non si fanno. Le polemiche, purtroppo le polemiche ci sono state. Però io credo che debbano essere sollevati, perché si toglie quella competitività estrema, perché da 6 ai 12 anni è meglio che stiano cheti, si vince la squadra, quindi anche colui che nella squadra era abituato, perché non aveva doti fisiche pregiate rispetto a un primo, può rendersi utile all'interno di una società, di una squadra. Credo che questo sia un bel messaggio. Io l'ho approvato in pieno, era la mia politica che ho fatto 4 anni fa. Che sei un agonista a tutti gli effetti, no, tu vai per vincere. Ma chiaro, il ragazzo però lo ha innato l'agonismo. Certo. Però con questo non diciamo così, non determina quello che è essere in secondo piano ragazzo. È la società che lui fa parte, quindi rende tutto il gruppo della squadra, di gruppo, e quindi credo che sia un bel modello educativo. Sì. Grazie Cipriano, allora la linea va a patron Bruno De Marchi per il suo trofeo FIDAS Zona 5, ricordiamo Memorial Umberto Brotto, il primo Memorial, purtroppo il loro consigliere scomparso recentemente e quindi a lui anche questa è dedicata. Ciao Luciano, a voi le immagini. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. E ritornano i piccoli, i bambini, con questo bel trofeo di Sandrigo per il 15° trofeo FIDAS Zona 5, ricordiamo anche nono trofeo a memoria di Umberto Brotto e purtroppo il primo trofeo a memoria proprio di Luciano Gagliazzo, scomparso qualche mese fa, e quindi un grave lutto per questa società, da sempre in primo piano non soltanto per le organizzazioni ma anche e soprattutto per le squadre che insomma riescono sempre a fare bella figura in ogni dove, quindi veramente
veramente un piacere commentare la gara che appartiene al mitico Bruno De Marchi. Tutto è pronto per la partenza nella zona industriale, vediamo, di Sandrigo con le categorie G1 maschile e femminile. Andiamo a dare subito una letta ai concorrenti. Si tratta di Cristian Lunardon, Fiorentin, Domenico Attilio, Mattia Zovi, Alex Bianco, Moro, Alex Berto Nicolò, Manuel Berto, abbiamo Crestanello Samuel, Ceresara Andrea, Povolo Samantha per quanto riguarda le donne, Zen Nicoletta, Vittoria Cazzola, Teresa Cazzola, Zanin Anna, Gloria Raccani e Lucia Strozzo. Questi sono gli atleti, le atlete che prendono parte a questo primo giro. Questo è un circuito oramai noto. Intanto vediamo la società della Bici Sport che ha collaborato in qualche maniera, in qualche misura con la Sandrigo Sport. Sono bei momenti questi anche di cooperazione tra la società, c'è chi mette le transenne, c'è chi mette altre cose importanti per rendere sicuro il tracciato, e quindi è bello questo scambio di intelligence, questo scambio anche di strutture. Tanto vediamo la prima volata della G1 maschile, è Cristian Lunardon che vince su Mattia Zovi, Niccolò Berto al terzo posto, Manuel Berto, poi di seguito abbiamo Crestanello, Cresara, Moro, Bianco e Fiorentino. Per quanto riguarda le femminucce abbiamo Anna Zanin che vince, si impone su Gloria Raccani, Nicoletta Zen e quindi poi Cazzola, Povolo e di nuovo Cazzola Vittoria, mentre l'altra è Teresa. Le squadre, Veloce Club Città di Marostica in testa, Scuola Ciclismo Piovene Rocchette, Cartura Nalin. Per quanto riguarda le donne, Lievoli Detersivi Villaverla, Scuola Ciclismo Piovene Rocchette, Carraro Sandrigo Sport Morbiato. Questa è la categoria delle G1. Ricordiamo che proprio da oggi si inaugura le nuove disposizioni della Federazione Ciclistica Italiana, chiaramente su ordine del CONI. Vogliamo sempre dire che è il CONI che determina anche tante volte delle decisioni a quello che sono diciamo così, le regole della Federazione Ciclistica Italiana, per togliere un po' di diciamo così, pesantezza, di troppo agonismo per quanto concerne queste categorie. Si premiano le squadre vincitrici e crediamo che questa sia una cosa giusta anche per togliere quello stress agonistico che a questa età proprio non importa nulla. Vediamo invece per quanto riguarda la categoria G2 femminile e maschile, partono prima le donne, ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda gli uomini abbiamo Zolin Felipe, Settin Andrea, Matteo Costa, Alessandro Schiro, Alessandro Tiziani, Nicola Dalla Caminà, poi abbiamo Alexander Barbiero, Grendele Giovanni, Aldeghieri Francesco, Arduini Jan Andrev, Busellato Lorenzo, Francesco Soster, Davide Frison, Gabriele Simonetto, Eric Zanon, Matteo Scalco, Nicolò Migliorini, Lorenzo Massignan Ferrigato Lorenzo, D'Urso Filippo, poi abbiamo Lisa Bars, Giorgia Bisson, Emma Michelazzo dalle Rive Angelica e Cornale Caterina. Queste sono le donne, chiaramente le donne sono sempre un po' in numero inferiore rispetto ai maschietti, ma chissà che questo trend possa aumentare, perché sappiamo che il ciclismo comunque fa bene a tutte le età e soprattutto a questa età, perché comunque c'è quel pizzico di competitività che non guasta, però c'è anche oggi una tranquillità in più, e quella che portiamo un trend diverso è il gioco di squadra che prevale, tanto tifo negli spalti, specie dei loro piccoli colleghi. E andiamo a vedere subito la classifica per quanto riguarda gli uomini. Lorenzo Ferrigato al primo posto, Scalco Matteo al secondo, Nicolò Migliorini e Busellato Renzo di seguito terzo e quarto, Soster Francesco al quinto. E quindi archiviata la categoria G2 maschile, andiamo con la classifica delle G2 femminile, e che vediamo ancora andare in onda. Abbiamo Caterina Cornale del Veloce Club Schio 1902 al primo posto, Emma Michelazzo al secondo dalle Rive Angelica, al terzo Bisson Giorgia e Bars Lisa, quarta e quinta classificata. È sempre bello vedere i bambini in bicicletta e noi continuiamo a dirlo, l'abbiamo detto già da tanti anni a questa parte, il mezzo di locomozione più importante, diciamo, che raccoglie l'adesione a 360 gradi della gente da pochi anni, da 3, 4, 5 anni fino ad arrivare a 90, è la bicicletta. Quindi è meglio imparare subito. E quale terreno migliore se non quello delle gare su strada, queste in totale sicurezza, dove insegnano ai bambini esattamente come guidare una bicicletta, come evitare i pericoli, perché poi dopo è un mezzo che a loro servirà per andare a scuola, anche per andare a divertirsi fino all'età di 14 anni. Poi dopo chiaramente arrivano altri tipi di necessità, però raccogliamo quest'idea che è splendida di poter veramente far gareggiare questi bambini in totale sicurezza. Sarebbe bello esportare il tutto anche nelle scuole. Andiamo con la categoria
G3 chiaramente sono già ragazzini un po' più grandi. Andiamo con l'appello completo perché so che ci tengono. Abbiamo Ero Simonetto, Collareda, Guerrero, poi Pandolfo, Toniolo, Vaccaro, Paolin, Fusina, Cola Alessandro, Carasara, Rececu, Abis, poi abbiamo Disconzi, Nicoli Daniel, Carraro Sandrigo Sport, quindi società organizzatrice questa, Del Miglio, Corso, Cavalli Stefano, Barbiero, Mattesco, Fabri, Soloni, Alex, Scarpiello, Brutto Messo Alberto, dal Santo Filippo, De Polli Mattia, Del Miglio Mirko, Trento Beatrice, queste sono le donne, Ilaria Dalligna, Emma Bernardi, Sara Dalla Valle, Benedetta Marcante, Virginia Bortoli, Francesca Maria Schiavo, Arianna Frigo e Sara Tognon. Quindi le abbiamo nominate tutte perché è giusto perché insomma già spartiranno i premi con le società vincitrici, però chiamiamoli uno per uno perché so che quando poi dopo i bambini guardano la televisione e insomma per loro è un'emozione anche sentirsi citare, e soprattutto per le mamme, i nonni che seguono queste gare non soltanto da vicino, quindi sui terreni di gara, ma anche in televisione, quindi un po' di proscenio anche per loro non guasta. Intanto vediamo i giri che portano poi dopo all'arrivo per questa categoria G3. Abbiamo visto una gara molto ben giocata dai primi, in testa si stanno veramente difendendo molto bene sia Pandolfi, Cavalli, Fusina Dal Santo, ma anche Disconzi, è lì tra i primi, momenti chiaramente di svago per coloro che poi si appresteranno tra poco a entrare in pista in questo tracciato proprio strappato alla zona industriale. Vediamo la vittoria di Samuele Disconzi, Pandolfo e Cavalli al secondo e terzo, Fusina Dal Santo quarto e quinto. Per quanto riguarda le donne, Sara Dalla Valle, primo classificata, Bortoli Virginia al secondo e Dalligna Ilaria del Veloce Club Città di Marostica al terzo posto. Quindi si archivia anche la pagina della categoria G3, quindi uscita stagionale per loro ma anche per gli esordienti, la gara che vedremo dopo, organizzata dalla famiglia Brunello e dal Veloce Club Bassano 1892, quindi la stagione dei giovani ed è giusto dargli risalto. Qua abbiamo la categoria G4 e andiamo con l'appello con Carlotto Leonardo Pio, poi abbiamo Scanagatta, Chiminello, Bortolotto, Sabbion Busato, Battistello, Bernardi, Strozzo, Sturaro, Battaglin, Bortolani, Fagionato, Depretto, Morbiato, Veggian, Nalesso, Mocelin, Roncato, Ballin, Tasinato, Pace. Qua poi abbiamo un estero con Agisarai, Drilon, Dre Gregori, Fongaro, poi abbiamo Sartori, Telatin, Zambon, Gonzati, Cornale Giovanni, Cremasco Erika, quindi partiamo con le donne, Povolo Francesca, Crestanello Lara, Bevilacqua Angela, Capasso Alice, Campesan Giorgia, Affollati Irene, Zoppello Elena e quindi chiude Macchione Marta. Questo è il lotto della categoria G4 qui a Sandrigo per quanto riguarda proprio la gara. 15° trofeo FIDA zona 5, quindi donatori di sangue. Dopo sentiremo anche l'intervista della presidente del nostro inviato Franco Tessarolo, il quale ha commentato tutta quanta la gara, una gara lunga chiaramente, una cosa anche apprezzabile che indipendentemente poi dopo dalle ultime indicazioni della federazione ciclistica, che una volta le premiazioni duravano più di tutta la gara, quindi si è snellita anche la parte burocratica, il protocollo di premiazione che ha portato un beneficio. Abbiamo visto questa gara della categoria G4 concludersi e abbiamo visto con quale piglio da parte proprio di Scannagatta Giovanni, che vince su Battaglin, Fagionato, Zambone Depretto. Per quanto invece riguarda le parietà femminucce, Cremasco Erika, Crestanello e Povolo Francesca al secondo e terzo posto. Andiamo con la categoria G5, quindi per quanto riguarda invece poi la categoria che verrà tra poco, saranno 2 batterie, ma adesso andiamo via con la categoria G5 maschi e femmine insieme. Partiamo con le femminucce, abbiamo Shadmid Giada, Rezzante Anita, Rossi Capasso, Berta Sief, Zampretti e Sofia, poi Benedetta Bisson, e per quanto riguarda i maschietti abbiamo Fortunato, Cattellan, Barbiero, Danieli, Bars, Tonini, Alessio, Roy, Berlato, Tognon, Nicole, Tommaso, poi abbiamo Golin, Giaretta, Meneghello, Michelazzo, Bianco, Peric, Basso, Aceti, Raccani, Zembre, Sam, Missagia, Toniolo, Trento, Campagnaro, Tombolan, Carretta e Gagliardi Alessandro, quindi tutte le squadre migliori, l'abbiamo già detto,
oltre alla Carraro Sandrigo Sport, la Guadense Rotogal, abbiamo la Bici Sport, Cicloclin Cassola 2000, Scuola Ciclismo Piovene Rocchette, Carraro, insomma tutte le migliori che sono un po' nel lotto del Veneto. Questo vediamo come sono già più grandi, come tengono le medie, l'abbiamo già detto tante volte, G5 e G6 hanno già una impostazione e una postura in bicicletta completamente diversa da quelle che sono chiaramente alle prime età, ma cominciano veramente a far volate importanti. Vediamo l'arrivo dei G5 maschile con Caretta, Peri, Campagnaro, Tosin e Raccani, quindi Guadense Rotogal, Mainetti, Bici Sport, Cicloclin Cassola 2000 e Scuola Ciclismo Alto Vicentino, quindi abbiamo fatto il componimento di queste categorie. Chiaramente per quanto concerne l'ultima categoria, qui abbiamo veramente hanno dovuto fare gli organizzatori batterie diverse con i numeri pari e i numeri dispari, adesso andiamo a vedere. Ultima categoria, queste sono le categorie G6 maschile, poi ci sarà chiaramente un'altra gara con G6 maschile e femminile, visti i tanti iscritti e il grande successo che ha portato e porta sempre la gara di Sandrigo con in testa Patron Bruno De Marchi. Andiamo a vedere i G6 con Forzan Giacometti, Danese, Gazzo, Raffaello, Palazzin, Callo, poi abbiamo Faccio, Gallo, Antonio, Cervato, Bortolambo, Giacomello, Pasin della Valle, Gresele, Sergiano, Costa Curta, Tiella, Massignan, Rela, questo è anche un noto corridore che ha vinto molto nelle categorie precedenti, Rizzetto di Segna, Scalco, Frigo, Zarpellon e Lavezzo. Questi sono i concorrenti della categoria G6, quindi abbiamo il Velociclub Bassano, Scuola Ciclismo Vo, poi abbiamo anche la Waiki Ronca, insomma tutte le migliori società sono qui a dire presente alla corte di Patron Bruno De Marchi. Intanto vediamo come qua chiaramente le cose si fanno più serie, anche più arzigogolate, le tattiche di gara certamente sono migliori rispetto a quelle precedenti, però vige sempre lo stesso identico rapporto per le premiazioni, tutti quanti vengono premiati le società che hanno maggior numero di atleti piazzati e non più come una volta i primi 5 concorrenti per quanto riguardava le donne, gli uomini e le prime 3 concorrenti per quanto riguardava le donne. Quindi si è voluto veramente fare tabula rasa. Intanto vediamo la volata splendida della Scuola di Ciclismo Vo con Giorgio Spolverato, Fongaro Samuel al secondo posto, Leonardo Nicolò al terzo, poi dopo c'è Viero e Bonanni. Quindi archiviata la pagina della categoria G6 maschile, andiamo all'ultimissima gara con le G6 maschietti e femminucce, quindi qua si è dovuto veramente interrompere e fare 2 tranche perché c'erano molte iscritte. Qua le femminucce sono Fusco Lavinia, Bruttomesso, Greselin, Viero, Zanin, Carlotta, poi De Agnò Isabella, Favero, Perini, Sofia, poi ancora la Grego Virginia, Elisa Bernardi. Per quanto riguarda i maschietti abbiamo Zavatta, Costa, Iaserai, Simioni, Tasso, Aldegheri, Zanon, Rubini, Renzi, Fongaro, Bonanni, Spolverato, Moro, Venezian, Viero, Schirato, Franzina, Tagliapietra, Lauro, Bonotto, Fagionato, Lunardon, Frigo, Ziglio, Nicoletti e Biasi, che chiude il lotto dei partenti, ben 35, per questo si è dovuto necessariamente troncare in 2 i tanti iscritti di questa categoria, che è una nota molto positiva, perché ricordiamo essere in tanti nei G6 vuol dire che non si è perso nulla durante gli anni precedenti, quindi questa è una ulteriore, diciamo così, una ulteriore certezza per quello che sarà poi il futuro dei nostri piccoli campioni. Per quanto riguarda questa gara tutti sono molto abbottonati, certamente e chiaramente questa è una gara più con ragazzi che insomma sanno già cosa vuol dire allenarsi, si allenano in strada con i loro direttori sportivi, sono già più tagliati, più svezzati, e ricordiamo che anche loro a quest'età, ne facevamo prima un discorso, dei bambini di 7-8 anni che cominciano ad andare in bicicletta, perché la bicicletta è il mezzo di locomozione a 360 gradi che comprende dei bambini fino ad arrivare ai novantenni, quindi è un mezzo assolutamente compatibile ma necessario, e quindi è necessario che i ragazzini sappiano anche andare in bicicletta quando, perché no, vanno a scuola o vanno a trovare gli amici nei parchi, perché se no alla fine diventa dura, e vediamo quanti incidenti tante volte vengono fatti perché c'è poca diciamo così, dimestichezza col mezzo, e abbiamo visto quanta dimestichezza ci hanno messo questi atleti della categoria G6 con Carlotta Zanin che vince su Lucia Greselin e Grego Virginia. Per quanto riguarda i maschietti abbiamo Spolverato Giorgio, Fongaro Samuel, Lunardon Nicolò, Viero Marco e Bonanni Cristian. Questo è il componimento dei primi 5 atleti.
Adesso tutte le premiazioni con in testa Patron Bruno De Marchi della società organizzatrice. Qua vediamo il Veloce Schio 1902 premiata, vediamo come più snella anche la premiazione. Poi come seconda classificata abbiamo il Piovene Scuola Ciclismo Piovene Rocchette, quindi tutti quanti contenti perché sono tutti quanti che vincono. E adesso vediamo la prima classificata che è il Veloce Club Marostica, quindi ottima questa cosa. Quindi adesso l'intervista alla presidente della FIDAS Zona 5. Bene, allora amici sportivi, siamo qui con la presidentessa, la freschissima presidente del gruppo FIDAS Zona 5 dei donatori di sangue, che ha voluto ancora una volta, per la 15ª volta, porre il proprio nome a questa manifestazione qui a Sandrigo. Signora Ornella Francia, qual è la cosa che vi ha spinto ancora ad appoggiare questa iniziativa, questa manifestazione come gruppo donatori di sangue? Credo che il motivo principale sia avvicinare i giovani al dono del sangue, questo nobile gesto, e credo che piccoli come abbiamo visto oggi siano veramente le nuove leve per questo. Sì. Il vostro spirito è quello di magari di appoggiare anche altre iniziative similari per la vostra iniziativa? Assolutamente sì, speriamo che si possano ripetere ancora di queste manifestazioni, caldeggeremo come Zona 5 altre manifestazioni di questo tipo proprio per arrivare al nostro obiettivo, che è quello del dono del sangue. Cycling shoes. Ben rientrati in studio. Allora tra poco daremo la linea a Rossano Veneto. La domanda che abbiamo fatto, che abbiamo lasciato un po' in sospeso prima, il discorso, era che la pista fosse poco capita dai direttori sportivi della strada. La pista è propedeutica perché in quei momenti di pista è una concentrazione esagerata. Tu sei stato colui che ha fatto esordire tanti juniores all'interno di una 6 giorni, qui si devono vedere con i grandi del palcoscenico delle 6 giorni. Ecco, cosa bisogna fare per far capire a questi direttori sportivi che la pista può essere propedeutica come il ciclocross alla strada? Ma sai, io dico sempre che bisogna programmare, perché in senso questo, i risultati che nel Veneto abbiamo fatto tutti questi anni non sono venuti a caso, sono venuti perché abbiamo programmato, come dicevo poc'anzi, pianificato e organizzato. Però non puoi prendere un corridore da strada, vince ipotesi una gara, una classica, come la Papua Race per esempio, e poi lo porti in pista ai mondiali, eccetera. Su strada fa i 100 pedalate al minuto, in pista devi fare 140, 130, 120. Una soglia altissima. Quindi si deve programmare, portarlo un periodo, eccetera. Però quel periodo deve essere in piene condizioni, perché se non è in condizione non puoi lavorare per fare risultati. E io sono convinto che abbiamo i corridori, perché i risultati che abbiamo fatto l'anno scorso in campionati italiani, abbiamo battuto record, diciamo così, come Veneto, come tutto, che la nazionale, senza togliere niente ai tecnici, non riescono, quando vanno agli europei mondiali, di fare questi tempi. Ma la causa non è solo dei tecnici, diciamo così, ma è anche una pianificazione, un percorso con le società che non puoi, finiti come italiani, correre 200 km su strada, portarlo il giorno prima all'aeroporto e poi fare europei. Assolutamente non faranno risultato. A riguardo di Viviani, che nello scratch è arrivato ultimo, sicuramente è successo qualcosa, perché è un corridore che è intelligentissimo, io l'ho avuto da esordiente in su. Era un fenomeno già da junior. È già un fenomeno, quindi un intelligente, sicuramente è successo qualcosa. Però sai, non tutte le ciambelle vengono col buco, diciamo così. Allora, diciamo che Viviani è la nostra punta. Una volta avevamo però, non soltanto Viviani, avevamo Silvio Martinello, avevamo Villa, lo stesso Angelo Ciccone, c'era un humus diverso, c'era Chiappa, c'era Batti. C'era la federazione che investiva diversamente. È questo che bisogna Perché capire. Se la federazione, diciamo così, quello che manca, io sono un pratico, io sono un tecnico, quindi per me il cronometro è quello che mi dice la verità. E quindi poi non siamo politici. Non siamo politici, pertanto per quello che qualcuno non mi vuole. Vabbè, però è la verità. È la verità. Pertanto, se la federazione, quello che ci manca al momento è l'atto finanziario, perché questo è l'atto finanziario, tu non puoi, federazione, a convocare, per esempio, tutte le settimane i corridori vanno a Ponte Chiari e non avere mai un rimborso spese.
No, questi li convochi, però si deve programmare prima, si deve parlare prima. Bisogna trovare delle logiche, certo che... Chiaro, allora dice, io 3-4 volte all'anno devi darmi questi corridori per questi motivi. Io ti vengo incontro a livello finanziario, però programmiamo e vediamo. In soldoni non puoi andare a prendere il caffè o andare a mangiare gratis, perché quello col cappello è un cuoco e tiene famiglie, e anche sti ragazzi non puoi dargli 30 o 20 euro di rimborso, perché non se ne farebbero ridere. E io so convinto, e io guarda, ti dico sinceramente, sarà perché ormai sono stanco, anch'io ho i miei anni, ma a lavorare, io dico sinceramente, purtroppo qualcuno farà male, lavorare in questo sistema È difficile. No, è difficile e io devo andare fuori, perché assolutamente non si può lavorare quando, esempio, senza far polemiche, ma è un dato di fatto, non si può organizzare i campioni italiani la seconda settimana, la seconda domenica di luglio e la prima domenica i campioni italiani su strada. Dimmi tu come faccio a scegliere tutte le specialità, no, perché gli studenti potrebbero per fare una velocità e corsa a punti, ma anche lì ci vuole una scuola. Ma gli allievi che hanno quartetto, la corsa a punti, americana, velocità olimpica, carry, come faccio io a lavorare e tiro fuori i componenti, i soggetti giusti al posto giusto? Ma non so se questo sarebbe apposta per come si dice, ci rimettiamoci, siamo al Veneto, perché noi siamo obbligati a lavorare, organizzare e programmare. In questo punto io non lo so, ma sinceramente la vedi difficile come situazione? Guarda, faccio delle notti in bianco per pensare come fare, come trovare, eccetera. Quindi non so, io forse... Le cause sono miliardi, però noi cerchiamo sempre di dire da qui in poi, cercare di portare quella cosa giusta per la pista, perché la pista ha dato negli anni tanta audience all'Italia, perché vuol dire esportare il Made in Italy in qualche maniera, è vero? Scusami se mi hai preso sulla mia eccetera. Allora dico, il CONI, io sono sempre un pratico, il CONI è il papà di federazioni. Sulla pista hanno 12 medaglie, sulla strada hanno 5 medaglie. Quindi se c'è la volontà, Cioè le medaglie sono uguali, No, sono il doppio della strada. La potenza, l'immagine, il brand, chiamalo come vuoi, cambia niente. Non cambia niente, medaglie d'oro sono medaglie d'oro. Quindi dobbiamo prendersi, se c'è la volontà politica, dobbiamo prendersi a tavolino e programmare, non quadriennio, 2 quadrienni, 8 anni. E io sono sicuro che gli atleti che abbiamo tuttora, per esempio gli juniores, messi in mani giuste, che abbiamo 5 atleti del primo anno, l'anno scorso del primo anno hanno fatto 4,15, parlo l'endurance, perché il velocista è più difficile, devi programmarlo prima, è un po' difficile. Ma a livello endurance, in 8 anni, io credo che se non è podio è poco lontano, che l'Italia ci sta. Bene, allora adesso foto Bolgan e subito dopo ci trasferiremo a Rossano Veneto per il secondo Memorial Riccardo Brunello. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic, you can have anything that you desire, magic, and you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, the heart of stone can turn to clay. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta.
replichiamo con Rossano Veneto, che in pratica va a implementare la gara che è stata anche trasmessa in Rai Sport 2 del Gran Premio Comunità Montana del Brenta di settimana scorsa. Oggi siamo con il secondo memorial, Riccardo Brunello. Io dico quello vero perché è quello voluto fortemente dai genitori del nostro ex presidente del comitato provinciale di Vicenza. Vediamo chiaramente, questa è la fantastica bicicletta di Pantani proprio del Tour de France del 98, questa è quella invece di Ballan, più recente chiaramente come design, però certo emette i brividi quella bicicletta che ha fatto epoca. Intanto vediamo Felizanate insieme al papà Bruno Brunello, che è un po' la società organizzatrice, Veloce Club Bassano 1892, insieme alla sinergia con l'Unione Ciclistica 2000, che insomma in qualche maniera quando si vuole fare dello sport, si vuole farlo in totale sicurezza, ecco che le alchimie funzionano, anche i personaggi sanno come mettersi d'accordo. Tanto vediamo il via con i figli di Diego Brunello, fratello di Riccardo, ecco il via ufficioso, poi dopo tutti i piedi a terra alla curva a destra e inizia chiaramente la prima gara di giornata con gli esordienti al primo anno. Esordienti al primo anno vuol dire ragazzi che sono nati nel 1999, avranno da fare ancora tutto un altro anno. In pratica abbiamo lasciato la categoria G6 di Sandrigo, la categoria G6 questa non è altro che la categoria che viene il prossimo anno per quelli della categoria G6, quindi questi lo scorso anno erano categoria G6, oggi sono esordienti al primo anno, quindi tanta esperienza possono fare, devono fare in questo bel circuito accattivante dove c'è una prima parte di 2 chilometri abbastanza pianeggiante, poi nei pressi dell'arrivo 800 metri prima si fa più tecnico e quindi può dare anche diciamo così in là qualche fuga selvaggia da parte di qualche atleta. Le società che in pratica sono presenti a questa prima tranche degli esordienti al primo anno sono 75 i corridori con la scuola ciclismo Piovene Rocchette, Club Tombolo, Veloce Club Bassano 1892, la società ciclistica Mori, quindi questa che arriva dal Trentino, come la Bici Sport, Manetti Pamafloc, poi abbiamo il Veloce Club Borgo, anch'essa del Trentino, Carraro Sandrigo Sport Morbiato, Giorgione Aliseo, con un bel nutrito gruppo di atleti, l'Aurora Petrolvilla, il Veloce Club Città di Marostica, il Coppi Montecchio Precalcino, gruppo ciclistico Zambana, vediamo già la quarta società che arriva dal Trentino, la Foen, poi abbiamo il Pedale Scaligero, Libertas Corzè, il Polisportiva Caselle, la Mendelspec, il Ciclisti Ladro, Cicli dalla Rosa Mobili, Veloce Club Schio 1902, Montebelluna, il Cordioli, Dainamira e chiude il Monte Corona, la quinta società trentina a prendere parte a questa gara di Rossano, ben disegnata dagli organizzatori. Vogliamo ricordare anche il professor Toniolo che si è messo veramente in pole position già da tanto tempo per realizzare il suo sogno di fare questa gara. Vediamo, questo è il percorso che accennavamo prima, leggermente più tecnico con delle curve a destra e a sinistra che insomma se qualcuno volesse accennare a un tentativo di fuga potrebbe essere quella la zona indicata per poter sferrare l'attacco, che ne so, conclusivo. Intanto vediamo che bene lì davanti si stanno comportando i soliti, però abbiamo un Gian Domenico Matteo veramente fulmineo, è andato via in quelle curve che abbiamo visto poco fa, sta cercando di fare un tipo caccia, per usare un termine da sprinter, quindi tipo caccia, è andato via, dietro nessuno collabora anche perché c'è un suo compagno di squadra che si chiama Lorenzo Giop, sempre del FOI, che non ha certo interesse a tirare, anzi tiene conservata la gara, un po' quello che dovrebbero fare certi professionisti. Mi viene in mente proprio le Fiandre con Pozzato e Ballan, potevano farsela tranquillamente, invece Pozzato è andato a prendere Ballan che era in fuga e quindi poi dopo tra i due litiganti spesso il terzo ne gode, come è stato proprio domenica in questa giornata. E vediamo Giop Lorenzo che non ha nessun tipo di voglia di tirare e quindi Zandomenico Matteo del FOE riesce a prendere un bel margine di vantaggio, a testarsi intorno ai 40 secondi e quindi chissà che non ce la possa fare, come del resto lo vediamo dalle nostre telecamere, ce la fa e come ce la fa. Un bellissimo corridore, una bellissima pedalata la sua, vediamo che dietro nel gruppo stanno tirando come matti Davide Adamo, anche Job Patrick, Bizzotto Thomas del Bici Sport, non ci stanno, sono lì davanti e vediamo come al centro Job guarda poco interessato
interessato, dice voi fate il vostro gioco, io sto coperto, tranquillo qua, c'ho un mio uomo in fuga, non ho alcun interesse ad andarlo a prendere perché comunque è sempre della mia squadra, è giusto che sia anche così, e anche questo il ciclismo, non è che il ciclismo sia soltanto via, pronti e via. Intanto salutiamo l'assessore allo sport Andrea Gastaldello, non soltanto assessore allo sport ma un grande costruttore di biciclette, ricordiamo la Wheeler Triestina, ma una marca che è oramai una delle più antiche in Italia, che veramente ha fatto epoca con Couture e poi addirittura il Giro d'Italia proprio nel 48, quando insomma i ciclisti del Giro d'Italia andarono a Trieste e in quella famosa tappa, rischiando l'osso del collo, invece fecero un gesto strepitoso dove veramente unirono l'Italia con le pedalate delle loro biciclette. E qua, come era già detto, è proprio Matteo Zandomeneghi della Cifoen, squadra bellunese di Feltre, che vince comodamente per distacco su una volatona dove vede chiaramente interprete principale, pensiamo un Giop Lorenzo che è rimasto bello riparato e più fresco di tutti, quindi doppietta del Foe, poi vince, poi terzo classificato è Davide Adamo, Ciclistica Drò, segue Bizotto Thomas, Bicisport, Job Patrick, Raccani Mattia, Gemin Mario, Panizza Andrea, Zana Filippo, chiude il 10° piazzamento dalla vecchia Matteo Girelli, Cicli Dalla Rosa. Vediamo il rallenti, la bella pedalata, la prima telecamera, quella in moto di Denis Gazzola, e all'arrivo una temeraria Alessandra Gazzola che tante volte insomma rischia di farsi investire. Qua salutiamo Nadia Sella, giudice di gara, e vediamo il professor Toniolo alla raccolta, alla punzonatura mentre firma il numero 10, e qua siamo già con gli esordienti al secondo anno, si tratta di Salami Lorenzo. Partenza, Veloce Club Bassano 1892, un primo piano meritevole perché è la società che organizza insieme alla famiglia Riccardo Brunello. Questo è un telespettatore, uno spettatore d'eccezione, lo vediamo, abbiamo preso anche confidenza, dice che lei quando questo gatto vede le gare si mette là e insomma dall'inizio alla fine non si muove più, e sarà un gatto ciclista. Partiti, bandierina a scacchi, questi sono i ragazzi del secondo anno, quindi nati nel 1998, prossimo anno se la vedranno con gli allievi e li aspetteremo al Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Partiti, anche loro, sono 12 giri di 2 km 800 metri, un bel tracciato l'abbiamo detto, mentre mi sono dimenticato di dirlo per quanto riguardava gli esordienti al primo anno, erano 8 i passaggi, mentre questi sono la bellezza di 12 per un totale di circa 34 km. Vuol dire anche avere maturità. Tutti in gruppo fino a questo punto, le prime scaramucce insomma sono, vediamo un Faresin che è sempre lì davanti, ma è un po' la notte di tutti gli anni, io lo ricordo anche lo scorso anno, lui è uno che gli piace stare davanti, però prende molta aria e tante volte sacrifica molto perché è lui sempre che prende più aria degli altri, dovrebbe essere un po' più tecnico, stare un po' nella pancia del gruppo, ogni tanto si tirare, però siccome una punta potrebbe essere, e poi chiaramente adesso vediamo, fece d'aprile e il 1° di aprile ci mancherebbe altro, ormai è tradizione. Vediamo sempre davanti il Veloce Club Bassano, sempre lì davanti che tira è Faresin e anche Filippo Ferronato, ma soprattutto Faresin, e quindi deve stare un po' più attento a essere riparato se vuole vincere qualcosa andando avanti, e noi sappiamo e un po' facciamo anche il tifo per lui che è un ottimo corridore. Abbiamo detto tante le squadre, le abbiamo già citate prima, qua abbiamo l'Isolana Novello Group, 9 giri intanto alla conclusione, davanti abbiamo anche Matteo Zurlo, fratello del celeberrimo Federico, campione d'Italia di ciclocross, un vero talento sicuramente per i prossimi anni potrà riservare delle grandissime soddisfazioni, e perché noi ce l'auguriamo di vederlo ritornare in pista a dare una mano ad Elia Viviani. Lo abbiamo visto Elia Viviani nello Scratch proprio in Australia, ultima posizione per lui, è segno che la pista ha bisogno veramente di esponenti, ha bisogno di atleti che veramente possano far ritornare quella leadership che era nostra fino agli anni 60-70, per poi concludersi con Silvio Martinello. Le nostre speranze sono legate alla Giorgia Bronzina, chissà, o alla Cecchin, ma vedremo. Tanto qua sempre sul tracciato di gara, tutti belli lì tranquilli, c'è un tentativo di fuga che vediamo subito dietro, lo va
diciamo così, a rincorrere sempre Faresin, e Faresin sta facendo veramente un mazzo tanto, speriamo che conservi la sua gamba per il rush finale, perché qua credo che fughe, insomma, a quest'età cominciano ad essere già un po' più tecnici, è difficile vada via una fuga come abbiamo visto in precedenza con gli esordienti al primo anno. Qua sono molto più, diciamo, scafati, hanno già più esperienza, hanno già corso un anno tra gli esordienti al primo anno, quindi nelle ultime gare, insomma, i direttori sportivi sanno esattamente cosa insegnare ai loro ragazzi. Vediamo sempre Faresin su Zecchin, lo vediamo con Mason Luca, dietro ancora Zurlo Matteo, abbiamo anche Vedovelli Gianluca, un lungo biscione, quindi è segno che davanti ogni tanto qualche strattone lo danno, e dietro coloro che fanno fatica si staccano leggermente, ed è quello il significato di questo lungo biscione. Questo è il percorso più tecnico, oramai siamo oltre metà gara, si sta per concludere anche questa giornata, ricordiamo, da dedicare al compianto Riccardo Brunello. Io continuo a dire che questo è il memorial che per me conta, perché è quello delle famiglie, quella della famiglia che ci ha voluto fare questo regalo, e soprattutto ha voluto fare un regalo agli sportivi, e abbiamo visto quanta gente c'era anche oggi a Rossano. Ma Rossano Veneto è live motivo, l'abbiamo già visto la scorsa settimana con oltre 2000 persone sugli spalti, mai vista una cosa del genere, e questa è la cifra. Quando si parlerà con la gente, diciamo, cosa fa un campionato di calcio, anche dei professionisti di C1, andiamo a contarli, sono 200-300 spettatori. Il ciclismo con queste categorie, che chiaramente notoriamente sono inferiori, però riescono ad affascinare migliaia di persone. Questa la dice lunga su quello che è anche un domani la vendita e la spendibilità di questo prodotto, il prodotto del ciclismo, un bel prodotto, sano, vero. Prima telecamera vediamo il nostro veramente ardimentoso Denis Gazzola, che riprende tutta la scena con una volata a ranghi compatti, dove si impone Matteo Zecchin del Postumia su Marchetti Moreno, e Faresin Edoardo Francesco, figlio d'arte, ha pagato la sua esuberanza di andare a ricucire tutte le fughe, e quindi si piazza comunque in un'onorevole terza posizione del Veloce Club Bassano 1892. Al quarto Luca Mason, poi abbiamo Revi Samuele dell'Aurora Petrolvilla, Ferronato Filippo Veloce Club Bassano, poi Polo Marco, Zurlo Matteo, Crosara Andrea, Vedovelli Gianluca chiude il lotto dei piazzati con il 10° posto. Qua vediamo chiaramente la premiazione per tutti i vincitori del primo e del secondo anno, con il sindaco Gilberto Trevisan in testa su tutti, che premia il direttore sportivo del Foen proprio per la vittoria degli esordienti al primo anno. Qua invece abbiamo Diego Runelli, che è un piccolo pensiero a Felix Zanata, presidente del Veloce Club Bassano 1892, società organizzatrice di giornata. Qua invece abbiamo Papà Brunello, che invece premia il direttore sportivo per quanto riguarda la Postumia 73 Dino Oliviero. Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Bene, ho avuto piacere, ben tornati in studio, di commentare questo secondo memorial Riccardo Brunello. Per noi è sempre stato, oltre un amico, è stato un ragazzo lungimirante, uno che sapeva dare allo scalatore d'oro la sua identità, sapeva dare l'identità sulla pista, ed è quello che a noi sta mancando in questo momento. Mi pare che abbiamo un po' imbastardito tutto il nostro ciclismo, cioè il ciclocross si fa come ripiego, la pista va bene se ci tocca, cioè non va più bene, bisogna cercare che il ciclismo diventi multidisciplinare, Cipriano, perché ci sono tanti ciclisti che sono a spasso. Ma questo succede quando non programmi. Se tu la mattina non programmi cosa facciamo, colazione, ipotesi, esempio, certo, pranzo e cena, se tu dici al momento ora mangi quello che hai e quindi fai così, e tiri a campare. Anti-reaccampare. Esatto. Sì. Allora Cipriano, io penso che in Italia sia mancato, guarda caso il crollo della pista, permettimi di dirlo, è stato accompagnato dal crollo del Veloce Club Bassano 1892. Adesso dalle immagini vediamo la presentazione che si è tenuta settimana scorsa. Questa società che
insomma in qualche maniera in alti e bassi, era un po' comunque la bilancia, il termometro della pista, perché se a Fiorenzuola oggi fanno le 6 giorni, io ricordo bene che erano venuti qua a Bassano per imparare, e quindi non è che diciamo una menzogna, No, la verità. ero io presente, ero io che esportavo il brand delle organizzazioni. Quindi è un po' caduto Bassano del Grappa con le mitiche 6 giorni in Mondovisione, e un po' anche quello ha dato il significato un po' di una interruzione. Ecco, sarebbe bello che proprio dal Veloce Club Bassano, questa società mitica che ha presentato i suoi giovanissimi atleti, possa anche riprendere, che ne so, una 3 sere, insomma, la 3 sere ci posso pensare anche io, avrei voglia di ritornare a portare la pista importante a Bassano, ma Bassano ce l'ha nel sangue. Bassano ce l'ha nel sangue perché la pista è dal 1900, la vecchia pista era 1900, e quando c'era Cicilio Mercante che aveva lasciato era la proprio storia, in terra battuta. diciamo così. Sai, allora, le 6 giorni di Bassano, io credo che tutte le organizzazioni hanno dei cicli. Adesso è il ciclo tuo. Se non organizzi te queste 3 sere, diciamo così, che sarebbe veramente un'iniziativa enorme, un toccasana, eccetera. Quindi dai anche come si dice, una voglia di cominciare, iniziare, eccetera. Però non voglio più entrare diciamo, è tutto un apparato che si deve mettere a fuoco dai... Può essere che grandi eventi aiutino però. Certo, bisogna che ci sia anche dei corridori che fanno dello spettacolo, eccetera, quindi abituare la gente a venire. Quindi, diciamo, c'è da lavorare. Gara di Rossano Veneto, siamo poi in chiusura, tu eri direttore di corsa, hai visto qualche bel corridore? Io vedo Giop, quello che è arrivato secondo nella prima volata del primo anno di serie. Giop deve essere uno, mi piace come pista. C'è una 10-15 esordienti che io li ho già adocchiati, diciamo così, sai, perché l'occhio del vecchio sempre andare fin in fondo. Però mi complimento col primo e secondo del FOE, perché l'anno scorso che erano G6, da Oltrefeltre venivano tutte le settimane in pista a lavorare qui. Guarda caso. Guarda caso. Allora, abbiamo perso un talento, secondo me, perché aveva un po' la testa come voleva lui, ed era il nostro amico di San Giuseppe di Cassola, campione del mondo, e quindi Dario Sonda ha mollato. Però qualcuno che ha mollato, che ancora corre, era un certo Federico Zurlo, che per me era un autentico fenomeno in pista. Ma c'è ancora Zurlo, sai, ancora lui, però a un certo punto io credo che quest'anno dovrà programmare quello che è strada e pista, perché o si ha lo spazio per fare... È un corridore che io lo vedo molto bene nell'inseguimento, per esempio. Nell'inseguimento a squadre, nello scratch, perché è veloce, nella corsa a punti, diciamo così, è uno completo che vede la corsa, quello genere, non è uno... Però sai, si deve appunto programmare dove, quando, riposo, non riposo. Allora, l'ultima domanda. Ma io credo... Quanto i direttori sportivi contano e pesano? Ma è il 90%, ma io credo che adesso dove è andato anche Zurlo, che ha Citon, e poi c'è la UA Service che ha i campioni italiani, ma credo che i direttori sportivi siano all'altezza della situazione. Citon un pista, per cui voglio dire... Sì, Pistor è stato, diciamo così, l'ho scoperto, non per dirmi, eccetera, però penso che ci sono i direttori sportivi, però basta solo che tutto l'ambaradan del settore, pista, strada, eccetera, hanno la volontà di portare avanti un certo settore, capisci? Io ti ringrazio perché tu hai dei pillole di saggezza per quanto riguarda la pista, e noi cerchiamo sempre di far parlare persone competenti, perché tante volte vengono qua anche federali o anche delle autorità dei vari comitati provinciali che purtroppo non sanno nulla di pista perché non l'hanno vissuta mai, se non per sentito dire. Quindi è giusto che parlino coloro che hanno speso una vita intera sulla pista. Sicuramente settimana prossima noi rispettiamo le feste di Pasqua, quindi non andremo in onda. Poi ci ritroveremo per giovedì prossimo ancora con la gara delle bandie del gruppo sportivo Mosole, ma in quell'occasione avrei piacere di portare qua una psicoterapeuta che sa parlare anche in termini, diciamo così,
di come trattare i giovani, non soltanto i giovani scolari, ma anche gli atleti, i giovani atleti, perché comunque bisogna far parlare alla gente che sa di cosa sta parlando, perché sennò alla fine ci saranno tante confusioni e alla fine nessuno mai può andare d'accordo perché non c'è mai un'autorità. L'autorità è stato Cipriano Chemello per dirci come la pista può aiutare, può essere propedeutica anche alla strada e perché no con qualche indicazione programmatica che potrebbe portare veramente grande popolarità, anzi una nuova popolarità e una nuova spinta a questa disciplina alla quale comunque l'Italia è sempre stata votata in qualche maniera dagli anni in cui c'erano i Maspes, i Gagliardoni, i Bianchetto, i Beghetto e Cipriano Chemello. Grazie Cipriano. Volevo dire due cose. Per capire i giovani bisogna che noi diventiamo giovani anche noi. E tu ci sei alla grande perché No, non hai neanche un filo di pancia, ti odio per questo. Amici sportivi, buone feste di Pasqua e ci vediamo tra 15 giorni. I'm the Invisible Man.